Eccoci qua amici, sono Temossi Giorgio e questo è il mio canale Surfcasting GBT Liguria. Sono un paio di mesi che mi sto appassionando, come tanti di voi avrete potuto vedere, in maniera molto amatoriale, partendo completamente da zero alla ricerca dei predatori. Predatori generici che ho cercato un po' in scogliera, un po' in spiaggia, un po' da tutte le parti, ho fatto qualche battuta anche in porto che mi ha completamente stravolto il mio modo tradizionale che avevo fino allora, fino a pochi mesi fa, di vedere la pesca. Una canna, un piombo e un amo. La pesca col vivo porta a dei cambiamenti, anche una crescita come pescatore che è stra interessante. Ogni battuta ho provato sempre qualcosa di nuovo, che sia in spiaggia, in scogliera. Ho avuto modo di confrontarmi con tanti di voi in particolare, che poi a fine video ringrazierò. E ogni battuta appunto ho modificato qualcosa, è stato motivo di sperimentazione e di crescita personale. Un metodo di pesca, quello col vivo, stra interessante, veramente che impegna mentalmente, fisicamente. Non è semplicemente arrivare con un pesciolino vivo e innescarlo, è guardare tabelle di marea, il meteo, il mare, tenere vivo il vivo a casa o dove si riesce, fare il vivo e sembra una stupidata, sembra una cosa semplice, vediamo tanti video appunto che tanti pescatori hanno la fortuna di farlo in loco il vivo, lo innescano direttamente, via. Io questa fortuna non ce l'ho, neanche questa pazienza. Ho poco tempo a disposizione e mi sono ingegnato. Ho un acquario qua in casa dove posso tenere vivo, ma questo non basta perché il vivo bisogna andarlo a prendere, mantenerlo vivo e via dicendo. Oltre al fatto che la pesca col vivo comporta tutta una serie di cambiamenti anche nella nostra attrezzatura, nella visione che abbiamo di innescare le esche, che è un punto fondamentale di questa pesca. Comunque, tornando a noi, ho passato tanti mesi, quasi 3 mesi, alla ricerca principalmente della spigola, tanti pesci serra. Ormai i nostri mari si stanno riempiendo di questo predatore che io ho messo come ultimo tra le mie preferenze e continuava a venirmi incontro. Dopo un po' di battute, finalmente vado a pescare, magari in una condizione particolarmente buona, acqua sporca, mare in scaduta, parte la canna e come vedremo questa battuta è andata non a buonissimo fine. E poi ci riprovo e finalmente amici vediamo cos'è successo.
Quindi eccoci qua, da poco passate le 4:30, le prime 2 canne lanciate. Ancora la luna sopra di noi, abbastanza freschetto, siamo a fine novembre, 10 gradi, una scaduta incredibile, ha piovuto tutta la giornata di ieri, mare grosso, adesso sta scendendo, l'acqua, il mare è ancora gonfio, l'acqua è sporchissima, non so se si riuscirà a vedere. Una situazione che vi ho riproposto tante volte, un fiume alla nostra destra, scarica tanta acqua dolce, sabbia davanti a noi e i nostri americani dovrebbero essere posizionati vicino a zone di pascolo delle nostre care ombrine. Si parte, 2 lanci non eccessivi e andiamo a vedere un po' se ci sono tanti detriti questa mattina o si riesce a pescare. Ok, terza canna, terminale, anzi montatura scorrevole, e facciamo partire questo ragazzino che abbiamo portato in trasferta questa mattina. Lo mettiamo all'imboccatura del torrente qua di fianco e vediamo un po' come. Ok, con questa terza canna che mettiamo col cefaletto vivo, montatura scorrevole, la strategia di questa mattina è ben delineata. Una canna matta, tra virgolette, cefaletto sulla destra e 2 canne a fondo alla ricerca della nostra cara ombrina. L'acqua è sporca, sta scendendo completamente il mare, speriamo che rimanga il più coperto possibile questa mattina. Siamo scesi apposta, non sono un amante della pesca diurna e si parte, amici. Parte la canna col vivo, sfrizionata, incredibile, ho tenuto il pesce penso 2 minuti, slamato, mi tremano le gambe veramente. Eccoci qua, da poco passate le 4. Cerchiamo di riscrivere la storia. Cefaletto, sempre a fondo, 0,40 fluorocarbon, 2 ami. Per questa nuova battuta utilizzo una telescopica, non più una 3 pezzi, anche per velocizzare il montaggio. Questa mattina ho cercato di fare il più presto possibile, culmine di alta marea alle 7 circa. E si parte. Allora, primo sussulto, il cefaletto ci torna, sembra quasi squamato, sembra che qualcosa se lo sia messo in bocca, lo vediamo anche dalla coda. Da solo cambio e lo rilanciamo. Mezz'ora dopo parte la canna, prima partenza, molla, diamo filo, seconda partenza, non ci rimane, cefaletto completamente morto, masticato alla massima potenza anche questo, non ha praticamente neanche più le squame. Ore 6, 2 cefaletti andati, masticati completamente. C'eravamo quasi vicino. Ultimo lancio. E dopo ben 3 partenze questa mattina ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta.
delle sveglie allucinanti, non sarà gigante, ma ce l'abbiamo fatta, ragazzi, ce l'abbiamo fatta, finalmente è arrivata la mia prima regina col vivo, finalmente, eccoci qua. Non sarà sicuramente la spigola più grande o il pesce più grande come hai preso, ma dopo tanti sacrifici, tante nottate, mattinate alzate allucinanti, tanti sacrifici e tante cose imparate e sbagliate, soprattutto tantissime cose sbagliate che ho imparato in questi mesi, è arrivata lei, che non è sicuramente la spigola più grande, ma l'ho presa da terra col vivo e per me è una soddisfazione gigantesca, gigantesca, veramente. Volevo assolutamente fare un ringraziamento di cuore, chiedo scusa ma sono abbastanza commosso e contento allo stesso tempo. Questa mattina mi sono svegliato alle 2 e penso di aver dormito pochissimo. Volevo fare un ringraziamento gigante al mio compagno di pesca Riccardo, che mi procura sempre cefaletti anche per me. Senza di lui probabilmente sarei stato senza esca questa mattina, quindi la prima persona è lui. Poi Matteo, grandissimo Matteo, che ogni giorno mi dà delle dritte incredibili e ho imparato tantissimo da lui, e volevo salutare tutti voi e ringraziarvi per continuare a seguire il canale. Continuate a imparare dagli altri, perché questi sono i risultati. Tanto impegno, tanto sacrificio, ma poi i risultati arrivano.